Amici, benvenuti a Senza Skate, questo tutorial che vi insegnerà come condurre una vita appunto senza skate. Che è una guida pratica nonché ironica, soprattutto ironica. Sulla situazione che sta vivendo il nostro paese, forse voi, noi di sicuro che siamo senza skate. L'abbiamo detto insieme! Facciamo flick e flock, dai, flick e flock. Esprimi un desiderio, dai. Ma così adesso un desiderio non saprei. Dai. Mi sembra di essere tipo al compleanno, no? Sì, è come il compleanno, quando sei davanti alla tua torta e tutti i tuoi amici. Dai, Sofia! Esprimi un desiderio! Sofia! Esprimi un desiderio! E tu di desideri ne hai talmente tanti che in quell'attimo non sai quale scegliere, no? Anche perché è una lista che ti porti avanti da una vita e che onestamente andrebbe un po' rivista, Cioè, prima ballerina alla Scala, onestamente passatiglianta è un po' duretta. Sfilare sul red carpet con un abito di Dolce & Gabbana la notte degli Oscar, difficilino. Tu non sei diventata attrice e se quello lì al tuo fianco guardandolo è tuo marito è un po' difficile che vinca l'Oscar. Ma magari per gli effetti speciali, no? E intanto i tuoi amici. Dai, Sofia! Esprimi un desiderio! Sofia! Dai! Vediamo un po'. La Louis Vuitton che ho visto in vetrina? Troppo poco. Il viaggio ai Caraibi no, quello è un dovere, lui deve portarmi, non me lo brucio così un desiderio. Dai, Sofia! Esprimi un desiderio! Essere 1,80 m, la liposuzione ai fianchi, riuscire ad andare in pensione. Sì, guarda che è una torta di compleanno, non è lampada di Aladino. E ad un certo punto il bambino cretino della tua amica, che ti sta pure antipatico, dal fondo della sala prende la rincorsa con un balzo, arriva davanti alla torta e... Il pallone da calcio nuovo! Ma brutto deficiente, ma non ho fatto nemmeno in tempo. E in un attimo svaniscono tutti i tuoi desideri. Dai, facciamo sto flick e flock allora. Insomma, non ho ancora bene dai, espresso. esprimi sto desiderio, dai. Dai. Una stella cadente, guarda. Cosa c'entra? No, è per dire che è un altro momento in cui una persona può esprimere un desiderio. Magari lui, lei, una bella serata. Davvero bella. È stato bellissimo questa sera. Grazie. Guarda una stella cadente! Dove? Lì! Non l'ho vista. Peccato che non l'hai vista. Speriamo ne passi una. Ma sì, dai. Guarda un'altra! L'ho vista! Sì. Allora adesso chiudi gli occhi ed esprimi un desiderio. Sì. Fatto? Sì. Che cosa hai espresso? Dai, dimmi che cosa hai espresso. Ma non posso! Dai, ti prego, dimmelo. Ma no, non posso dirtelo, perché sennò dopo non si avvera. Ma no, dimmelo. Ma no, non posso. Allora vuol dire che non mi vuoi bene. Ma cosa c'entra? Ma vuol dire che non hai desiderato qualcosa da fare con me. Hai pensato ad una tua ex? E che pesante! Il Super Enalotto, va bene? Ho desiderato di vincere 80 milioni di euro al Super Enalotto. Certo. Come se 80 milioni di euro fossero più importanti di me. Ma no, tesoro, ma cosa stai pensando? Manca 40, Sì, manca video ormai, manca niente. E allora sto flick flock lo facciamo o no? Aspetta anche il desiderio. Aspetta il desiderio. Se invece di dire flick flock dicessimo senza skate. Ma sarebbe ancora meglio. O senza skate, dai. Ok, allora il 3 però, il 3. 1, 2, 3, skate! L'abbiamo detto insieme, skate! Soprattutto skate! Certo, per forza vuoi dire senza. Esatto. Semo senza skate. Amici, questo era Senza Skate, che va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:10 circa su Antenna 3. E adesso ve lo ripetiamo però in slow motion. Amici, questo era Senza Skate, che va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:10 circa su Antenna 3. E adesso parliamo però anche dei nostri social. Mi raccomando, continuate a seguirci sui social, sulla nostra pagina Facebook, il nostro profilo Instagram o attraverso il nostro sito carloegiorgio.it. Senti, però prima da parte di scherzi, che cosa avevi espresso come desiderio?
ma non posso dirtelo. Dai, No, se no non si avvera. dimmelo. No, non si E avvera. allora vuol dire che non mi vuoi bene. È il Super Enalotto, è il Super Enalotto!